La storia siamo noi. Giorgio Merletti, presidente nazionale di Confartigianato, riassume così, in poche parole, il ruolo che gioca l'associazione artigiani da decenni sul territorio. Un'associazione di questo tipo che ha delle imprese dove la persona, la famiglia, l'impresa appunto, quindi i nostri collaboratori e il territorio sono fondamentali, sono bene non negoziabili. Da 70 anni Confartigianato Conegliano si occupa delle aziende. La sua storia con il passare degli anni si è intrecciata a quella del paese e della provincia trevigiana. Ha vissuto e affrontato la crisi. Chi è sopravvissuto e ha saputo rialzarsi e perché, spiega Agostino Bonomo, presidente veneto della Confartigianato, ha capito che questo che stiamo vivendo non è più un periodo di crisi ma di trasformazione. Chi ha capito che questa è la nuova normalità oggi ha agganciato una ripresa che sicuramente c'è e che ha dei tempi di reazione, dei tempi di programmazione anche di quelli che sono i fatti aziendali sempre più stretti. 70 anni di storia in cui il paese è cambiato, ma anche il ruolo della Confartigianato si è modificato e se rimangono alcuni punti fermi come il presidio delle normative e la tutela dell'azienda, è vero anche che è diverso il modo di stare accanto agli artigiani che hanno esigenze nuove e che si aspettano servizi al passo con i tempi. Un servizio che vuole guardare alle aziende per portargli un valore aggiunto, un servizio che vuole orientare le aziende, un servizio che vuole dare una consulenza anche nei mercati, quelli più profittevoli e quelli dove orientarsi come driver economici di successo.